Federico Canerra è il nuovo direttore di Veneto Agricoltura. Il vertice dell'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario è stato nominato dalla nuova giunta regionale. Direi innanzitutto che per me è un piacere e anche un orgoglio e ringrazio la giunta regionale, in particolare il presidente Stefani e l'assessore all'agricoltura Bond per avermi indicato in questo nuovo ruolo. Un ruolo importante nel segno anche della continuità del mio predecessore, ma cercando anche di portare innovazione in questa agenzia, soprattutto in termini di conoscibilità. Cioè io credo che sia importante nei confronti degli agricoltori, che sono i nostri veri stakeholders, ma non solo, direi tutti i cittadini, cercare di far sì che conoscano il ruolo e il lavoro di questa agenzia. Un'attività molto capillare e avanzata su vasta scala, quella svolta da Veneto Agricoltura, che conferma il suo ruolo strategico nel supporto all'innovazione, alla competitività e alla sostenibilità del settore primario regionale. Veneto Agricoltura non solo gestisce patrimonio demaniale regionale, molto importante, abbiamo tante aziende agricole sul territorio, gestiamo foreste sempre demaniali molto importanti, ma abbiamo anche il compito di ricercare, sperimentare, di far fronte alle tante difficoltà che il mondo agricolo oggi vive. Pensiamo alle tante fitopatie che notoriamente rischiano di mettere in ginocchio la nostra agricoltura. Ecco, Veneto Agricoltura, grazie al proprio lavoro, grazie al CREA, grazie all'università con la quale collaboriamo in maniera costante e pedissequa, ci cerchiamo soluzioni per far sì che il mondo agricolo, nonostante la difficoltà, perché io ricordo sempre che il Veneto è inserito nella pianura padana, le condizioni pedoclimatiche non sono le migliori per fare agricoltura e quindi di fronte anche al tema del cambiamento climatico ci impone di trovare nuove soluzioni per continuare a fare agricoltura. Un comparto per il quale non mancano le sfide. Le priorità secondo me è proprio quella non solo di continuare nei progetti, perché lo stiamo già facendo, ma di far sì che il cittadino e soprattutto il mondo agricolo conosca questa agenzia. Direi anche il mondo politico, perché io stesso da ex assessore conoscevo bene l'agenzia, ma magari non avevo la percezione del tanto lavoro che questa agenzia fa. Ecco, secondo me è importante che questi progetti vengano portati a terra, non solo dal punto di vista operativo, ma soprattutto che vengano conosciuti, perché la trasmissione di queste conoscenze diventa fondamentale, altrimenti fare ricerca, fare innovazione e non trasferirla, non renderla nota non solo agli agricoltori ma anche ai cittadini, che magari non si rendono conto del grande lavoro che l'agricoltura veneta sta facendo anche in termini di sostenibilità.